Se è vero che le periferie sono la grande sfida del futuro, come detto da Renzo Piano al convegno ANCI di Genova, i sindaci dei circa 8.000 comuni italiani, soprattutto di quelli piccoli, sono preoccupati dei tagli in manovra da parte del governo. L'affondo dal palco della Fiera del Mare è del presidente De Caro. Ci auguriamo che chi è stato efficace nella gestione dei fondi del PNRR, e i comuni lo sono stati, non venga penalizzato, anche perché ancora una volta anche questa tematica ha dimostrato come in tempi di pandemia Covid che la macchina più efficiente dell'articolazione dello Stato, non lo dico per partigianeria, ma sono i comuni e quindi sono quelli che fanno le cose più velocemente e mi permetto di dire meglio anche. Ancora una volta sono emersi i problemi delle amministrazioni delle aree interne, per le quali molte promesse sono rimaste lettera morta. Tra i più emergenti sottolineati da ANCI c'è quello della sanità. Scontiamo veramente un deficit enorme perché non ci sono presidi sui territori, mancano una grandissima criticità anche quella dell'assenza dei medici di base, del medico di famiglia che si sta manifestando anche nella nostra regione in maniera molto preoccupante, ma è un problema italiano, un problema di sistema che va affrontato, perché la periferia italiana, alla fine la periferia ligure, la periferia italiana ha tante declinazioni. Per migliorare il lavoro dei comuni è emersa infine la necessità di una burocrazia finalmente più snella o che perlomeno non metta sullo stesso piano tutti gli 8.000 comuni. Diventa ingestibile a volte, rende la macchina amministrativa ingestibile, non possiamo trattare un comune da 100 abitanti come il comune di Roma, ecco, non deve avere gli stessi adempimenti, è chiaro che la legge è uguale per tutti, ma insomma dei doppi binari dovrebbero essere percorsi.